non c'è una seconda ondata, c'è un'ondata che continua in tutto l'orbe terracqueo e quindi queste manifestazioni dovremo abituarci, dovremo convivere con questo virus, ricordando che non è né Ebola, né Marburg, né chikungunya, né altri virus che hanno conseguenze maggiori o hanno letalità maggiore. Di fronte all'aumento aritmetico dei contagi a nord-est, Giorgio Palù, uno dei massimi esperti di virologia in Europa, chiede di dare ai numeri la giusta dimensione e di non parlare ora come ora di una seconda ondata. L'istantanea di oggi non può essere sovrapposta al quadro della scorsa primavera. Ben diversa la situazione da quella che si presentava a febbraio, marzo, aprile, maggio. Infezione non vuol dire malattia. Contagio non significa malattia, significa diffusione dell'infezione. Quindi l'impatto che hanno questi casi sulle rianimazioni è nullo, sui ricoveri in area critica lo stesso, quindi sono in larga misura pazienti asintomatici. Asintomatici e sempre più giovani, particolare non di poco conto se si guarda all'avvio dell'anno scolastico, ma anche qui Palù spinge al realismo. Gli strumenti che la sanità veneta ha in mano oggi sono diversi da quelli di qualche mese fa. Essere pronti a sorvegliare attentamente quello che può succedere ed essere pronti a intervenire rapidamente. Non possiamo certo pensare di bloccare la cultura, le scuole, che ricordo anche ai tempi della Spagnola, sto parlando del 1918, teatri e scuole non sono mai stati chiusi.